Sindaco Bordin, ci siamo quasi, l'attesa cresce e Montebelluna ha risposto alla grande per questa fiaccola olimpica. Una grande emozione per tutti, credo di poter dire per l'amministrazione e per i bambini che sono qua. È un momento storico, l'ultima volta in cui la fiaccola è passata era il 56, 70 anni fa. Abbiamo qui con noi addirittura uno dei veri testimoni, il tedoforo, uno dei tedofori del 56, il signor Franco Trinca, che è qui sul palco, e vogliamo celebrare anche lui. Cosa ci insegna? Cosa ci insegnano queste cose? Ci insegnano che i valori dello sport sono sempre più attuali. Questa è un'enorme comunità, come potete vedere. Le strade sono piene, ricordiamoci che è un giorno lavorativo oggi, ma tutti siamo qui per poter celebrare una tappa storica per tutta la nostra città, nella speranza che i valori dello sport siano seguiti anche dai grandi della terra, dove bisogna fare in modo di andare in pace, di vivere serenamente in comunità come ci insegnano i valori sportivi, soprattutto qui a Montebelluna, capitale mondiale della calzatura sportiva.